Siamo adesso in compagnia di Raffaele Padrone di FSP Polizia, grazie per essere qui con noi questa sera. Buonasera ai telespettatori. Ci sono novità su nuovi poliziotti in arrivo in Friuli Venezia Giulia, ma Pordenone non riceverà rinforzi da questo punto di vista. Come mai? Sì, spieghiamo un attimino, perché il titolo con cui è uscita la stampa era un po' fuorviante. Io ho detto che usciranno il 23, il 22 finiscono il 215° corso di formazione di allievi agenti della Polizia di Stato da tutte le questure d'Italia, da quelle che scuole d'Italia, quelle che ancora resistono nella loro istituzionalità e quindi che danno formazione ai giovani ragazzi che si arruolano nella Polizia di Stato. Quindi usciranno da queste 4-5 scuole ben 1309 ragazzi. Ecco, di questi 1300 tutte le province del Friuli Venezia Giulia avranno un incremento che abbiamo da 17, 18, 20 per quella di Trieste, quindi le questure avranno un rinforzo di personale di giovane età. È questo che voglio sottolineare, perché quando uno esce dalla scuola non può avere 40 anni. Quello che invece avverrà all'interno già del mese di marzo e poi con 5 unità e poi altri 9 previsti per giugno alla questura di Pordenone. Quindi in totale è vero arriveranno 15 persone, ma arrivano a Pordenone ogni volta persone che hanno già dai 15 ai 20 anni e più, oltre 20 anni di servizio, quindi che non possono avere chiaramente 20, 25 o 30 anni. Adesso so che nell'arrivo di quelli che giungeranno a Pordenone, che fanno parte dei trasferimenti che in Italia sono di avvicinamento alla propria città o alla propria regione, avremo un totale di queste 5 persone si aggirano intorno ai 42-44 anni. Ben venga su una città di Pordenone che ha una media di 51 anni, è la prima questura. Allora, a Pordenone si sta bene, perché se leggo sempre che la politica dice a Pordenone si sta bene, e questo mi sta bene anche a me, sta bene anche a lei e ai nostri telespettatori, però con un personale che ha una media di 51 anni è la questura con Rieti che crea veramente un dislivello e un abissale allontanamento da quelle che sono le altre questure d'Italia per quanto riguarda l'età dei poliziotti presenti nelle questure. Quindi io dico, a luglio erano usciti 1700 e passa persone, adesso sono uscite 1300 e passa persone. Ogni volta a Pordenone delle nuove leve viene dimenticata. Questo mi dà altamente fastidio, perché ho ricordato che dall'anno scorso al 2025 ci sarà un default dalla questura di Pordenone che creerà il problema di, tra virgolette, io ho parlato di declassamento, ahimè, ho voluto esagerare, ma questo sarà, perché dai servizi istituzionali dobbiamo garantire anche i servizi esterni. I servizi esterni sono sempre quelli che maggiormente vengono, in questo momento poi, vengono accentuati o aumentati. Parliamo dalla processione, dall'evento sportivo e in questo caso dai controlli Covid, come avete parlato prima del mio arrivo. Quindi voglio dire, c'è un aumento di servizi esterni e una diminuzione di personale. Quest'anno, nel 2022, da qua a fine anno saranno 28 le persone che potranno uscire, che escono dalla questura di Pordenone per vecchiaia. Poi ci sono tutte quelle di anzianità, di persone che chiaramente hanno già 35, 36, 37 anni di servizio, che possono usufruire con una pensione di uscire dall'ufficio. E quindi non parliamo anche di gente giovane, cioè di gente che ha 58, 57 anni che decide di lasciare per motivi personali la Polizia di Stato. Ci sarà il prossimo anno un'altra bella fetta di persone. Nel 2024 saranno un po' meno le persone che usciranno, ma non meno di 10-12 persone,
per poi risplodere nel 2025, perché chiaramente adesso escono dal 61 al 62 e poi chiaramente più avanti. Quindi Pordenone è sì un'isola felice, ma attenzione, l'appello va risolto alla politica locale, perché a Roma di Pordenone non gliene frega niente. Allora abbiamo fior di amministratori regionali, abbiamo fior di senatori, fior di onorevoli nella nostra regione. Faccio appello a loro perché salvino l'amministrazione, perché chiaramente l'amministrazione, quando il signor Questore chiede, più di chiedere, guardate che questa è la situazione di Pordenone, non può fare, e salvare quindi l'amministrazione, dare una mano all'amministrazione, ma dare una mano anche a quei colleghi che ancora a 60 anni o poco meno prima della pensione li troviamo in strada a far fronte a delinquenti che hanno massimo 25 anni, perché, ripeto, come sempre, questi il turnover ce l'hanno. Noi, ahimè, non abbiamo un turnover. Questa è la grave situazione che dovremo affrontare, perché poi i veri contribuenti, che sono i cittadini, sono quelli che pagano, perché se dobbiamo cominciare a portare fuori la gente dagli uffici, come qualcuno dice, poi non venga a lamentare che il passaporto è tardi, che l'ufficio licenze viene chiuso per qualche giorno, per l'ufficio stranieri per tutto quello che sono le prassi, l'ufficio armi per i cacciatori. Cioè, dopo non bisogna protestare, perché c'è la frase famosa, fare il col fondoschiena degli altri è sempre facile. Prima pensate a quello che viene detto, prima ragionate, perché se io devo garantire quello che è d'obbligo, la vigilanza esterna, devo togliere e mettere. Ma negli uffici, faccio la parte del mio ufficio particolarmente, che sta nella segreteria del signor Questore, sappiate che su 9 persone rimane uno. Quindi non ha la possibilità di inserire qualcun altro magari a fare un periodo di praticantato, per usare questi termini, e quindi si dovrà vedere costretto il signor Questore di prendere e mettere uno lì, senza dargli la possibilità di aver imparato prima. Diciamo che è un po' il serpente che si morde la sì, coda. il famoso, no? Esatto, ecco, quindi, finché non arriveranno i sostituti, quindi il personale nuovo, sarà dura far fronte. Non abbiamo più possibilità neppure di affiancamento. Questa è la grave situazione, perché io capisco che alla gente non interessa se c'è il piantone a fare la vigilanza, ma la struttura va fatta e le persone devono fare la vigilanza esterna. Ma quando, ripeto, sarà garantito sì una licenza, ma con termini diversi, venite a protestare da me, perché se non volete andare a protestare dal signor Questore, venite a protestare da me, vi prendo, vi accompagno per gli uffici e vi faccio vedere qual è la situazione della questura di Pordenone. Grazie come sempre a Raffaele Padrone per il suo contributo, e l'attendiamo lunedì prossimo. Sì, aspettiamo, adesso a luglio dovrebbe uscire un altro corso e vedremo. E vediamo. Il problema, sa qual è? E concludo. Il problema è che non si fanno mai i conti con la calcolatrice, perché se ogni anno escono 5.000 persone dalla Polizia di Stato, ogni anno escono pensionate 5.000 persone con un arretrato di acquisto di almeno 20 anni, significa che ogni volta che fanno i corsi da 1.000, 1.300, 1.700, se 5.000 vanno in pensione, usate la calcolatrice, fate 5.000 meno 1.300, 1.700 e vedete quanti ne rimangono. Grazie a Raffaele Padrone ancora, per il suo contributo, nessun problema. 15 giovani talenti e una giuria d'eccezione presieduta dal produttore Francesco Contadini. È andata in scena ieri al Teatro Pasolini di Cervignano la finale della 7ª edizione del Premio Casa della Musica, che vede come direttore artistico Andrea Rigonat, reduce dall'esperienza a Sanremo insieme alla moglie Elisa. Vediamo quindi com'è andata nel servizio di Chiara Muzzin.